Le frazioni di Agrigento sono invase dalle discariche che sorgono soprattutto per l'inciviltà della gente. Il villaggio Mosè e i suoi quartieri sono i più colpiti. Dopo la via dei Fiumi, questa mattina, su segnalazione dei residenti della zona, accendiamo i riflettori su via Boris Giuliano, una delle tante traverse di viale Cannatello. Subito all'ingresso della strada balza l'attenzione una maxi discarica a cielo aperto. Gli abitanti sono infuriati e protestano. Al di là del problema igienico sanitario, che è un problema evidente, perché qui ormai non è più qualche sacchetto che va fuori dal cassonetti, ma è effettivamente una vera e propria discarica. Tra l'altro vi è pure del materiale pericoloso, vi sono dei residui, dei recipienti di amianto che si sfaldano, perché come sappiamo l'amianto è pericoloso nel momento in cui si sfalda e si rovina. Il problema vero è fondamentalmente l'inciviltà dei cittadini, perché vengono e depositano rifiuti fuori orario, nonostante l'impegno dei vigili urbani, della polizia municipale, ma qui purtroppo l'impegno non si è visto perché i risultati sono questi. Ma vi è anche una mancanza assoluta di qualsiasi impegno da parte degli organi che sono preposti alla polizia. Non è un problema di ripulire la zona, ormai è un problema di bonifica della zona e noi chiediamo un intervento diretto da parte di tutti gli organi interessati, tutti gli organi preposti, e lo chiediamo per un problema di igiene e sanità della popolazione che qui vive. Non è che buttiamo l'immondizia alla gente del quartiere, questo è diciamo, il punto dove buttare l'immondizia di tutto il quartiere, perché qua ristoranti non ce ne sono, però qua si vedono che sono cose che si usano nel ristorante, perché non è che c'è da studiare per capire certe cose. E finché le buttano dentro i bidoni dell'immondizia allora va bene, ma molto spesso la buttano anche a terra, perché qua arrivano con i camion, con i furgoni e lasciano di tutto e di più, che poi alcune cose non vengono raccolte. Siamo fortunati pure che c'è tanta gente che si prende e invece di buttare l'immondizia se la prende e se la portano, che forse gli serve. I problemi e i disagi in via Boris Giuliano sono tantissimi e sotto gli occhi di tutti, ma nessun ente competente ha finora preso gli adeguati provvedimenti. La strada d'accesso ha un asfalto disconnesso e manca l'illuminazione pubblica. Alcune abitazioni sono senza l'allaccio fognario e le vie interne sono carenti di bitume e stracolme di buche. Il problema è che noi da anni segnaliamo questo problema, ci sentiamo completamente abbandonati, abbiamo fatto più segnalazioni, il problema più grosso è che abbiamo pagato le spese di oneri di urbanizzazione cercando di vedere se facendo cassa al comune e dando questo aiuto potevamo risolvere questo problema. Questo quartiere che è completamente al buio la sera, in più abbiamo dei problemi con le strade, che continuamente abbiamo rotture nelle macchine, queste cose qua. Per non parlare che la stradella più avanti, quella traversa, io l'inverno scorso ho dovuto far fare l'intervento ai vigili del fuoco perché non potevamo uscire di casa perché si era formato un laghetto dove per uscire forse bisognava prendere un gommone. Questa cosa è stata più volte segnalata, però gli organi competenti evidentemente nessuno ne prende conoscenza di questa cosa.